Dondolindo Ruotolo rivela: il Signore interverrà con grande potenza. Salve a tutti carissimi, oggi vogliamo riprendere la lettura di alcuni pensieri di Dondolindo Ruotolo che ci possono essere molto utili nell'affrontare i tempi presenti. Dondolindo, lo ricordiamo, è stato un sacerdote napoletano, è vissuto tra il 1882 e il 1970 e ha avuto tutta una serie di messaggi, di apparizioni sovrannaturali di Santa Gemma Galgani e di Gesù che gli hanno rivelato delle cose molto importanti riguardo al futuro, al destino dell'umanità. Dice Dondolindo, per cercare, in qualche modo, con le sue parole, anche di aiutarci ad interpretare i momenti di grandi difficoltà, di grandi tribolazioni per l'umanità. San Paolo era in carcere, tutto piagato e stretto nei ceppi, insieme al suo compagno. Non aveva speranza di umano soccorso e solo pregava e cantava le lodi di Dio. Fu questa la sua grande forza, perché per divina potenza la terra si scosse, le porte della prigione si aprirono, i ceppi si infransero, le catene si sciolsero e San Paolo e Sila furono rimessi in libertà con onore dai medesimi pretori che li avevano fatti fustigare e imprigionare. Il carceriere si convertì e mentre egli lavava le piaghe ai servi di Dio, il Signore lavò a lui l'anima col santo battesimo. Quando nelle opere sante che facciamo le tribolazioni sembrano senza umano scampo, allora preghiamo e cantiamo le lodi di Dio. Il Signore interverrà con grande potenza, aprirà le porte, spezzerà le catene, darà libertà alle opere di zelo e trarrà grandi frutti dalle stesse persecuzioni. Non confidiamo mai nelle umane iniziative, non ci appoggiamo alla forza e al prestigio degli uomini, ma affidiamoci a Dio. Sì, affidiamoci a Dio. Questa è la grande forza della Chiesa e degli apostoli della Chiesa. A volte ci vuole anche l'energia dello zelo contro ingiusti sopraffattori del bene, come l'ebbe San Paolo, contro la prepotenza e l'arbitrio dei pretori, ma l'energia non deve far sfuggire alla croce e deve essere mossa soltanto dallo Spirito del Signore. Si protesta per la gloria di Dio e si abbraccia alla croce per amor suo, attendendo dalla sua infinita bontà la vittoria. Il Signore ci insegni sull'esempio del grande apostolo delle genti a camminare per la via regia del Calvario. Quanti empi si credono al sicuro solo perché possono disporre della forza. Bisogna invece tremare perché il Signore interviene personalmente e difende i suoi servi con tratti di potenza miracolosa. Chi supera certi confini di audacia e violenza fa traboccare la bilancia della divina giustizia e cade irreparabilmente in rovina. Nelle persecuzioni che subiamo, noi piangiamo e gli altri banchettano, quasi irridendo al nostro dolore. Non ci turbiamo. Le lagrime giungono presto al trono di Dio
e sono più potenti della violenza. Invece di adirarci, preghiamo gemendo ed implorando la divina misericordia, perché la nostra preghiera spezzerà le catene di ferro che ci avvincono e ci darà vittoria. Ed ecco alcune parole di St. John Henry Newman che ci possono essere molto utili per i tempi presenti. Quanto più la mano di Dio è segreta, tanto più è potente. Quanto più è silenziosa, tanto più è terribile. Approfittiamo perciò di quello che ogni giorno, ogni ora che passa, ci insegnano. Il mondo sembra proseguire per il suo corso ordinario. Non vi è nulla di celestiale nelle notizie di ogni giorno, nel volto della massa, nelle azioni dei potenti, nelle decisioni dei superbi. E tuttavia Gesù, con il suo spirito, è presente. La presenza del Figlio Eterno, molto più gloriosa, più potente di quando egli era visibilmente sulla terra, è con noi. Ed ecco quanto detto da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta riguardo ai castighi che attendono l'umanità. Ora, stando in questo stato, il mio dolce Gesù, per quietare in qualche modo i miei timori e spaventi, mi ha detto: figlia mia, coraggio, è vero che grande sarà la tragedia, ma sappi però che avrò riguardo delle anime e dei punti dove ci sono anime che vivono del mio volere. Come i re della terra hanno le loro corti, dove se ne stanno al sicuro, in mezzo ai pericoli e nemici più fieri, perché è tanta la forza che hanno gli stessi nemici, mentre distruggono gli altri. Quelle persone non le guardano per timore di essere disfatti. Così anch'io, Re del cielo, ho le mie corti sulla terra e sono le anime che vivono del mio volere, dove io vivo in loro e la corte del cielo è gremita intorno a loro e la forza della mia volontà le tiene al sicuro, rendendo fredde i proiettili che diventano innocui e respingendo indietro i nemici più fieri. Figlia mia, gli stessi beati, perché stanno al sicuro e sono pienamente felici quando vedono che le creature soffrono e la terra invece va in fiamme, appunto perché vivono del tutto nella mia volontà. Sappi dunque che io metto nella stessa condizione dei beati le anime che in terra vivono del tutto del mio volere. Perciò vivi nel mio volere e non temere di nulla. Anzi, voglio non solo che tu viva nella mia volontà, ma che tu viva pure in mezzo ai tuoi fratelli, fra me e loro in questi tempi di carneficina umana, e mi terrai stretto in te e difeso dalle offese che mi mandano le creature, e facendoti io dono della mia umanità e di quanto soffrii, mentre terrai difeso me
darai ai tuoi fratelli il mio sangue, le piaghe, le spine, i miei meriti per la loro salvezza.